皆さんこんにちは。Ciao a tutti. Sono Kei di Oriental Kitchen. Anche oggi la strada davanti alla scuola elementare, vicino alla casa nostra, era piena di genitori che aspettavano l'uscita dei loro figli. Quindi in Italia si pranza a casa, vero? Sono rimasta sorpresa quando mi sono trasferita in Italia dal Giappone, perché in Giappone ci sono le mense scolastiche nelle scuole elementari dove i bambini mangiano. Quindi è più facile per i genitori. In Italia, quindi, dovete preparare il pranzo ogni giorno. Non è difficile decidere cosa fare da mangiare a pranzo ogni giorno? La stessa cosa ogni giorno è noiosa, ma non avete il tempo da dedicarci. Non preoccupatevi più. Un semplice piatto giapponese fatto con gli avanzi nel frigorifero. La ricetta è okonomiyaki. Questo piatto si traduce come frittata a piacere. In realtà è nato nel Giappone nel dopoguerra, quando il paese era ancora povero. La farina veniva sciolta in acqua, il cavolo veniva aggiunto al composto per renderlo più saziante. Allora, prepariamolo.じゃん。いただきます。Buono, 美味しい。Ti è piaciuto? ありがとうございました。Grazie, arrivederci.